Per la prima volta in 40 anni in calo i livelli di CO2 in India. Ad aprile, in pieno lockdown, la riduzione è stata del 30%. Il mondo ha rallentato e la natura ringrazia. La corrispondente Giovanna Botteri. Nuova Delhi, la città più inquinata del mondo. Gas di scarico, residui industriali, polveri sottili, veleni che uccidono. Poi all'improvviso un virus mortale. Per difendersi bisogna chiudere tutto. Nella città le polveri sottili si dimezzano, le emissioni tossiche si riducono drasticamente. Le strade liberate dalle macchine vengono riprese dagli animali, come nel libro della giungla. Le scimmie la fanno da padrone, i cani più insicuri si muovono a branchi, le mucche cercano da mangiare. Senza ormai più nessuna minaccia, nelle spiagge deserte, milioni di piccole tartarughe della rarissima specie delle olive Ridley escono dalla sabbia dove le loro uova si sono dischiuse e si avviano, baldanzose e tremolanti, verso il mare. Le acque tornate limpide dei laghi cittadini accolgono i fenicotteri rosa, mentre sui fiumi riprende il vecchio mercato galleggiante, l'unico rimasto aperto. L'aria è così tersa che dal lago Dal si possono vedere le montagne dell'Himalaya. Srinagar si riempie di tulipani in fiore, un mare di colori, uno spettacolo incredibile e nessuno per ammirarlo. Nel lago qualche pescatore e poche barche. Viviamo di turismo, dice Altaf, e se non arriva più nessuno non riusciremo a sfamare le nostre famiglie. Anche lui spera solo che la calma meravigliosa della valle finisca presto.